Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Nossas vozes uma vez mais e cantemos bem forte. Aleluia, um Deus todo-poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia. 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 Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Bem forte cantemos, aleluia. Buongiorno a tutti.
Oh, gloria a Dio. Buongiorno a tutti, buongiorno. Che Dio benedica a ognuno. In nome di Gesù, noi stiamo iniziando la preghiera del mattino. La preghiera del mattino è un programma della Shea Adamit, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio Arca Missionária in Italia. Io sono il missionario Victor Lopes e sarò con voi stamattina per adorare il nome di Gesù. Amen. Benvenuti a tutti. Stiamo iniziando la settimana con ancora il cuore pieno di ciò che abbiamo ricevuto questo fine di settimana. Che benedizione, che gioia, che gloria, che fine di settimana straordinario, veramente è stato un fine di settimana molto benedetto nella presenza del Signore. Io sto già qui condividendo la preghiera del mattino e tu non ti ferma, condivide anche ai tuoi contatti, ai tuoi amici. Io sto qui girando la preghiera, dicendo a tutti i miei fratelli, amici, abbiamo iniziato la preghiera, partecipa con noi, gloria a Dio. Vorrei mandare un abbraccio grande a tutti i miei fratelli che sono in diretta con noi stamattina, che Dio benedica a tutti i miei fratelli in nome di Gesù, che il Signore vi possa abbondare, gloria a Dio, che il nome del Signore sia glorificato nella nostra vita e che possiamo seguire avanti. Un abbraccio a tutti cari di Firenze, tutti i miei fratelli di Firenze, di Verona, di Pomarance, Monteceboli. Dio benedica a tutti i miei fratelli. Un abbraccio grande a ognuno e che il Signore possa essere con voi tutta questa settimana. Come è stato questa settimana scorsa? La Bibbia dice che io il Signore non ti abbandonerò né ti lascerò. Alleluia. Amen. Facciamo una preghiera per iniziare, ringraziando il Signore per questa mattina. Oggi lunedì 20, il 20 febbraio 2023, stiamo già prossimo alla fine di questo mese per entrare al terzo mese dell'anno, finendo il primo trimestre. Guardate com'è. E fra un po' finiremo un quarto dell'anno. Signore è vicino e chi ha orecchi ascolti, chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Stiamo vivendo un tempo di risveglio spirituale e che alcuni stanno risvegliandosi, però altri ancora dormendo. Che possiamo essere proprio risvegliati da questo sonno spirituale, perché Dio vuole versare potenza su di noi. Qui è la maglietta del nostro progetto, non sei solo, la maglietta 2023-2024. Da marzo sarà già disponibile per tutti i miei fratelli che vogliono acquistarla, perché è un dono e possiamo stare tutti insieme nello stesso progetto. L'Arca Missionária è una chiesa pentecostale, cristiana, evangelica e missionaria. E il nostro proposito è che tutti siano salvati, perché è lo stesso proposito di Dio. E la parola del Signore dice che come udiranno se nessuno va a predicare? Quindi abbiamo tante persone ancora da aggiungere e a Firenze, a Verona, a Pomarance stiamo vivendo proprio un risveglio spirituale molto grande in mezzo alla Chiesa di evangelizzazione, perché evangelizzazione è la priorità di Dio e è la nostra priorità. Amen? Se è la priorità di Dio, è anche la nostra priorità. Che Dio benedica
a tutti i miei fratelli che sono impegnati in questa opera, che stanno ubbidendo questa ordine di Dio. Ecco, perché Gesù ci ha dato quest'ordine: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi crede sarà salvato, chi non crede sarà condannato. Così dice la parola. Ma a noi non compete dire chi sarà salvato, chi non sarà salvato. A noi compete evangelizzare. Il nostro compito è evangelizzare. Amen? Quindi ricevete il mio abbraccio grande, che Dio vi benedica in nome di Gesù e preghiamo. Padre, in questo momento siamo qui insieme in questa preghiera, iniziando questa settimana. Vogliamo ringraziarti, Signore, per la benedizione della vita, di un giorno in più che tu ci hai dato, per la forza che abbiamo in te. Sei la nostra roccia, sei la pietra angolare che noi siamo edificati. La tua chiesa è edificata su questa pietra e le porte dell'Adis non prevaleranno contro la tua chiesa. Grazie, Signore, perché tu sei in mezzo alla tua chiesa, come la tua parola dice: io cammino fra i candelabri d'oro. La tua chiesa sono i candelabri fatti con oro raffinati. Dentro c'è un tubo dove passa olio. La tua chiesa fuori è raffinata, per dentro e per fuori, ma c'è anche lo Spirito Santo, la luce del candelabro. Grazie, Signore. Grazie perché tu cammini fra di noi. Tu non sei un Dio che sei lontano dal tuo popolo, ma tu sei un Dio che hai sempre voluto vivere in mezzo a noi. Ti prego, Signore, di perdonare i nostri peccati, i nostri falli, i nostri errori, parole, pensieri. Ciò che non ti piace, Signore, perdonaci, perché abbiamo bisogno della tua misericordia. Vogliamo consacrare stamattina la nostra vita a te e rendere grazie al tuo nome che è al di sopra ogni nome, tuo nome che rendi per terra i demoni, le infermità, le malattie, le trappole del nemico, il tuo nome, Signore, che manda via ogni forza contraria delle tenebre. Grazie, Gesù, perché è per il tuo nome che siamo qui. Noi siamo il popolo che chiamiamo il nome del Signore. Gesù, promuove nei cuori un risveglio spirituale, nella vita dei miei fratelli, a cominciare da me, questo risveglio spirituale per il tuo regno, per la tua opera, per leggere la tua parola, per consacrarsi, per digiunare, per fare missione. Signore, commissiona giovani, uomini, donne per la tua opera. Alza, Signore, diaconi, Signore, che tu possa preparare uomini per fare diaconi, per servire come diaconi nella Chiesa, che tu possa, Signore, preparare uomini per fare anziani nelle chiese, Signore, che tu possa preparare altri pastori, formando, Signore, loro, missionari per questo campo. Rinforza quelli che ci sono, Signore, che tu possa risvegliarli, che tu possa capacitare ognuno con il tuo Spirito Santo, con la tua parola, col desiderio di cercare il tuo nome. Padre, ti prego, sia con noi stamattina, vedi quelli che sono vicino e quelli che sono lontano, ogni famiglia, Signore, che tu possa custodire sotto le tue ali, perché nessun male gli succeda, in nome di Gesù. Benedice il mio pastore Roberto, che oggi, il 20 febbraio,
19 anni fa che tu lo hai chiamato per fare il pastore presidente della nostra Chiesa. Sono 19 anni di un percorso che lui segue, di rinuncia, di tante cose che ha rinunciato per fare la tua opera, e anche delle sofferenze. Vorrei presentarti, mio pastore, stamattina. Vorrei presentare, Signore, la sua famiglia, missionario Irassi, sua moglie. Signore, che tu possa benedire il nostro pastore con tanti anni di vita e che tu possa essere sempre la sua guida, la sua forza, la sua salute. Oh Padre, benedice il nostro pastore, sia con lui, benedice a tutti i nostri fratelli. In nome di Gesù, stamattina ti prego, Signore. Amen e amen. Gloria a Dio. Benedetto è il Signore. Gloria a Dio. C'è anche la gioia. Allora, leggiamo la parola di Dio. La parola di Dio stamattina. Condividi questa diretta, lascia tuo mi piace. Lascia tuo mi piace. Pigia sul campanello, è molto importante attivare le notifiche sul campanello. Amen? Non dimenticare. Gloria a Dio. Allora, leggiamo la parola di Dio. La lettura di oggi, ecco, oggi 20 febbraio, la lettura di oggi è Levitico capitolo 8, 9, 10 e 11. La lettura sta una benedizione. Levitico 8, 9, 10 e 11. Salmo 110. Ebrei capitolo 4. Gloria a Dio. Leggiamo la parola del Signore. Allora, leggiamo la parola del nostro Signore. Apri la Bibbia, accompagna con me, non stai solo a ascoltare. Levitico 8, 9, 10, 11, dopo Salmo 110, dopo Ebrei 4. Lascia vostro mi piace, oh? Like. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: prendi Aarone e i suoi figli con lui, i paramenti, l'olio dell'unzione, il toro del sacrificio espiatorio, i 2 montoni e il paniere dei pani asimi, e convoca tutta la comunità all'ingresso della tenda di convegno. Mosè fece come il Signore gli aveva ordinato, e la comunità fu convocata all'ingresso della tenda di convegno. Mosè disse alla comunità: questo è quello che il Signore ha ordinato di fare. Mosè fece avvicinare Aarone e i suoi figli e li lavò con acqua. Poi rivestì Aarone della tunica, lo cinse della cintura, gli mise addosso il manto, gli mise l'efod e lo cinse della cintura artistica dell'efod.
con la quale gli fissò l'efode addosso. Gli mise pure il pettorale e sul pettorale mise Turim mise l'Urim e il Tumim. Poi gli mise in capo il turbante e sul davanti del turbante pose la lamina d'oro, il santo diadema, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi Mosè prese l'olio dell'unzione, unse il tabernacolo e tutte le cose che vi si trovavano e le consacrò. Fece 7 aspersioni sull'altare, lo unse con tutti i suoi utensili, la conca e la sua base per consacrarli. Versò l'olio dell'unzione sul capo di Aarone e unse Aarone per consacrarlo. Poi Mosè fece avvicinare i figli di Aarone, li vestì di tuniche, li cinse di cinture e legò sul loro capo delle mitre come il Signore aveva ordinato a Mosè. Fece quindi avvicinare il toro del sacrificio espiatorio e Aarone e i suoi figli gli posarono le mani sulla testa. Mosè lo sgozzò, ne prese del sangue, lo mise con il dito sui corni dell'altare da ogni lato e purificò l'altare. Poi sparse il resto del sangue ai piedi dell'altare e lo consacrò per fare su di esso l'espiazione. Prese tutto il grasso che era sull'interiore, la rete del fegato, i 2 rognoni con il loro grasso, e Mosè fece bruciare tutto sull'altare, ma il toro, la sua pelle, la sua carne e i suoi escrementi li bruciò fuori del campo, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Fece quindi avvicinare il montone dell'olocausto e Aarone e i suoi figli posarono le mani sulla sua testa. Mosè lo sgozzò e sparse il sangue sull'altare da ogni lato. Poi fece a pezzi il montone e Mosè fece bruciare la testa e i pezzi e il grasso. Quando ne ebbe lavato l'interiore e le zampe con acqua, fece bruciare tutto il montone sull'altare. Fu un olocausto di profumo soave, un sacrificio consumato dal fuoco per il Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi fece avvicinare il secondo montone, il montone della consacrazione. Aarone e i suoi figli posarono le mani sulla testa del montone. Mosè lo sgozzò, ne prese del sangue e lo mise sull'estremità dell'orecchio destro di Aarone, sul pollice della sua mano destra e sulla luce del suo piede destro. Poi Mosè fece avvicinare i figli di Aarone e mise di quel sangue sull'estremità del loro orecchio destro, sul pollice della loro mano destra e sulla luce del loro piede destro, e sparse il resto del sangue sull'altare da ogni lato. Poi prese il grasso, la coda, tutto il grasso che copriva l'interiore, la rete del fegato, i 2 rognoni, il loro grasso e la coscia destra. Dal paniere dei pani asimi che era davanti al Signore, prese una focaccia senza lievito, una focaccia di pasta intrisa d'olio e una galletta, e le pose sulle parti grasse e sulla coscia. Sulla coscia destra. Poi mise tutte queste cose nelle mani di Aarone e nelle mani dei suoi figli, e le agitò come offerta agitata davanti al Signore. Mosè quindi le prese dalle loro mani e le fece bruciare sull'altare sopra l'olocausto. Fu un sacrificio di
consacrazione. Di profumo soave, un sacrificio consumato dal fuoco per il Signore. Poi Mosè prese il petto del montone e lo agitò come offerta agitata davanti al Signore. Questa fu la parte del montone della consacrazione toccata a Mosè come il Signore gli aveva ordinato. Mosè prese quindi dell'olio dell'unzione e del sangue che era sopra l'altare, spruzzò Aarone e i suoi paramenti, e i suoi figli e i loro paramenti. Così consacrò Aarone e i suoi paramenti, i suoi figli e i loro paramenti con lui. Poi Mosè disse ad Aarone e ai suoi figli: fate cuocere la carne all'ingresso della tenda di convegno. La mangerete lì con il pane che è nel paniere della consacrazione, come ho ordinato dicendo: Aarone e i suoi figli la mangeranno. Quel che rimane della carne e del pane lo brucerete. Per 7 giorni non vi allontanerete all'ingresso della tenda di convegno, finché non siano compiuti il giorno della vostra consacrazione, perché la vostra consacrazione durerà 7 giorni. Ciò che si è fatto oggi è stato ordinato dal Signore per fare espiazione per voi. Rimarrete dunque 7 giorni all'ingresso della tenda di convegno, giorno e notte, e osserverete il comandamento del Signore, affinché non moriate, poiché così mi è stato ordinato. Aarone e i suoi figli fecero tutte le cose che il Signore aveva ordinato per mezzo di Mosè. Capitolo 9. L'8° giorno Mosè chiamò Aarone, i suoi figli e gli anziani di Israele, e disse ad Aarone: prendi un vitello giovane per un sacrificio espiatorio e un montone per un olocausto, entrambi senza difetto, e offrili al Signore. Dirai così ai figli di Israele: prendete un capro per un sacrificio espiatorio, un vitello e un agnello entrambi di 1 anno, senza difetto, per un olocausto, un bue e un montone per un sacrificio di riconoscenza, per sacrificarli davanti al Signore, e un'oblazione intrisa d'olio, perché oggi il Signore vi apparirà. Essi dunque portarono davanti alla tenda di convegno le cose che Mosè aveva ordinate, e tutta la comunità si avvicinò e rimase in piedi davanti al Signore. Mosè disse: questo è quello che il Signore vi ha ordinato, fatelo e la gloria del Signore vi apparirà. Mosè disse ad Aarone: avvicinati all'altare, offri il tuo sacrificio espiatorio e il tuo olocausto, fa l'espiazione per te e per il popolo, presenta anche l'offerta del popolo e fa l'espiazione per esso, come il Signore ha ordinato. Aarone dunque si avvicinò all'altare e sgosò il vitello del proprio sacrificio espiatorio. I suoi figli gli posero il sangue ed egli vi intinse il dito, ne mise sui corni dell'altare e sparse il resto del sangue ai piedi dell'altare. Ma il grasso, i rognoni e la rete del fegato della vittima espiatoria li fece bruciare sull'altare, come il Signore aveva ordinato a Mosè. La carne e la pelle le bruciò fuori dell'accampamento. Poi sgosò l'olocausto, i figli di Aarone gli posero il sangue ed egli lo sparse sull'altare da ogni lato. Gli posero pure l'olocausto fatto a pezzi e la testa, ed egli li fece bruciare sull'altare. Lavò l'interiore e le zampe e le fece bruciare sull'olocausto sopra l'altare. Poi presentò l'offerta del popolo, prese il capro destinato al sacrificio espiatorio per il popolo, lo sgozzò e offrì il sacrificio di espiazione come la prima volta. Poi offrì l'olocausto, sacrificandolo secondo la regola stabilita. Presentò quindi l'oblazione,
ne prese una manciata piena e la fece bruciare sull'altare, oltre all'olocausto della mattina. Sgozò il bue e il montone come sacrificio di riconoscenza per il popolo. I figli di Aarone gli posero il sangue ed egli lo sparse sull'altare. Da ogni lato gli posero il grasso del bue e del montone, la coda, il grasso che copre l'interiore, il rognone e la rete del fegato. Misero le parti di grasso sui peti ed egli le fece bruciare sull'altare. I peti e la coscia destra Aarone li agitò davanti al Signore come offerta agitata, nel modo in cui Mosè aveva ordinato. Poi Aarone alzò le mani verso il popolo e lo benedisse, e dopo aver fatto il sacrificio espiatorio, l'olocausto e i sacrifici di riconoscenza, scese giù dall'altare. Mosè e Aarone entrarono nella tenda di convegno, poi uscirono e benedissero il popolo, e la gloria del Signore apparve a tutto il popolo. Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e consumò sull'altare l'olocausto e i grassi. Tutto il popolo lo vide e mise grida di esultanza e si prostrò con la faccia a terra. Capitolo 10. Nadab e Abiù, figli di Aarone, presero ciascuno il suo turibolo, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra dell'incenso e offrirono davanti al Signore del fuoco estraneo, diverso da ciò che egli aveva loro ordinato. Allora un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò. Così morirono davanti al Signore. Allora Mosè disse ad Aarone: questo è quello di cui il Signore ha parlato, quando ha detto: io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo. Aarone tacque, Mosè chiamò Misael e Elzafan, figli di Uziel, zio di Aarone, e disse loro: avvicinatevi, portate via i vostri fratelli dal santuario, fuori dall'accampamento. Essi si avvicinarono e li portarono via nelle loro tuniche, fuori dell'accampamento, come Mosè aveva detto. Mosè disse ad Aarone, a Eleazar e a Itamar, suoi figli: non andate a capo scoperto e non vi stracciate le vesti, affinché non moriate, e il Signore non si adiri contro tutta la comunità, ma i vostri fratelli, tutta quanta la casa di Israele, facciano pure cordoglio per quelli che il Signore ha bruciati. Non vi allontanate dall'ingresso della tenda di convegno, altrimenti morirete, perché l'olio dell'unzione del Signore è su di voi. Ed essi fecero come Mosè aveva detto. Il Signore parlò a Aarone e disse: tu e i tuoi figli non berete vino né bevande alcoliche quando entrerete nella tenda di convegno, altrimenti morirete. Sarà una legge perenne di generazione in generazione. E questo perché possiate discernere ciò che è santo da ciò che è profano, e ciò che è impuro da ciò che è puro, e possiate insegnare ai figli di Israele tutte le leggi che il Signore ha date loro per mezzo di Mosè. Poi Mosè disse a Aarone, a Eleazar e a Itamar, i due figli che restavano ad Aarone: prendete fra i sacrifici consumati dal fuoco per il Signore quello che rimane dell'oblazione e mangiatelo azimo presso l'altare, perché è cosa santissima. Lo mangerete in luogo santo, e la parte che spetta a te e ai tuoi figli dei sacrifici consumati dal fuoco per il Signore, perché così mi è stato ordinato. Il petto
dell'offerta agitata e la coscia dell'offerta elevata li mangerete tu, e i tuoi figli e le tue figlie con te, in luogo puro, perché vi sono stati dati come parti dei sacrifici di riconoscenza dei figli di Israele, spettante a te e ai tuoi figli. Oltre ai grassi da bruciare si porteranno la coscia dell'offerta elevata e il petto dell'offerta agitata, perché siano agitati davanti al Signore. Anche questo apparterà a te e ai tuoi figli con te, per diritto perenne, come il Signore ha ordinato. Mosè si mise alla ricerca del capro del sacrificio espiatorio, ma esso era stato bruciato. Allora egli si adirò contro Eleazar e contro Itamar, i figli che erano rimasti ad Aarone, e disse: perché non avete mangiato il sacrificio espiatorio nel luogo santo? È cosa santissima. Il Signore ve l'ha dato perché portiate l'iniquità della comunità e perché ne facciate l'espiazione davanti a Lui. Ecco, il sangue della vittima non è stato portato dentro il santuario. Voi avreste dovuto mangiarla nel santuario, come io avevo ordinato. E Aarone disse a Mosè: ecco, oggi essi hanno offerto il loro sacrificio espiatorio e il loro olocausto davanti al Signore. E dopo le cose che mi sono successe, se oggi avesse mangiato la vittima del sacrificio espiatorio, sarebbe ciò piaciuto al Signore? Quando Mosè udì questo, rimasi soddisfatto. Capitolo 11. Poi il Signore disse a Mosè e a Aarone: parlate così ai figli di Israele: questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutte le bestie che sono sulla terra. Mangerete ogni animale che ha l'unghia spartita, il piede forcuto e che rumina, ma tra quelli che ruminano e tra quelli che hanno l'unghia spartita non mangerete questi: il cammello, perché rumina, ma non ha unghia spartita, lo considerete impuro. L'irace, perché rumina, ma non ha l'unghia spartita, lo considerete l'impuro. La lepre, perché rumina, ma non ha l'unghia spartita, la considerete impura. Il porco, perché ha l'unghia spartita e il piede forcuto, ma non rumina, lo considerete impuro. Non mangerete la loro carne e non toccherete i loro corpi morti, li considererete impuri. Fra tutti gli animali acquatici voi potrete mangiare questi. Mangerete tutto ciò che ha pinne e squame nelle acque, tanto nei mari quanto nei fiumi. Ma tutto ciò che non ha né pinne né squame, sia nei mari sia nei fiumi, fra tutto ciò che si muove nelle acque e tutto ciò che vive nelle acque, lo considerete abominevoli. Li considerete abominevoli. Non mangerete la loro carne e avrete in abominio i loro corpi morti. Considererete abominevole tutto ciò che non ha né pinne né squame nelle acque. Tra gli uccelli avrete in abominio questi, e non li mangerete, perché sono un abominio: l'aquila, l'ossifraga e l'aquila di mare, il nibbio e ogni specie di falco, ogni specie di corvo, lo strussò, il barbagianni, lo struzzo, il barbagianni, il gabbiano e ogni specie di sparviero, il gufo, lo smergo, l'ibis, il cigno, il pelicano, l'avvoltoio, la cicogna, ogni specie di airone,
l'upupa e il pipistrello. Avrete in abominio pure ogni insetto alato che cammina su 4 piedi. Però fra tutti gli insetti alati che camminano su 4 piedi, mangerete quelli che hanno zampe sopra i piedi, adatte a saltare sulla terra. Di questi potrete mangiare ogni specie di cavallette, ogni specie di locuste, gli acridi e i grilli, ogni altro insetto alato che ha 4 piedi vi sarà in abominio. Questi animali vi renderanno impuri. Chiunque toccherà il loro corpo morto sarà impuro fino alla sera. Chiunque porterà i loro corpi morti si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera. Considererete impuro ogni animale che ha l'unghia spartita, ma non ha i piedi forcuto e non rumina. Chiunque lo toccherà sarà impuro. Considererete impuri tutti i quadrupedi che camminano sulla pianta dei piedi. Chiunque toccherà il loro corpo morto sarà impuro fino alla sera. Chiunque porterà i loro corpi morti e si laverà le vesti e sarà immondo fino alla sera. Questi animali li considererete impuri. Tra i piccoli animali che strisciano sulla terra, considererete impuri questi: la talpa, il topo e ogni specie di lucertola, il toporagno, la rana, la tartaruga, la lumaca, il camaleonte. Questi fra gli animali che strisciano saranno impuri per voi. Chiunque li toccherà quando sono morti sarà impuro fino alla sera. Ogni oggetto sul quale cadrà qualcuno di essi quando è morto sarà immondo, sia che si tratti di oggetti di legno o stoffa o pelle o sacco o qualunque altro oggetto di cui si faccia uso. Sarà messo nell'acqua e sarà impuro fino alla sera, poi sarà puro. Se ne cade qualcuno in un vaso di terra, tutto quello che vi si troverà dentro sarà impuro e spesserete il vaso. Ogni cibo che serve al nutrimento su quale sarà caduta di quell'acqua sarà impuro. E ogni bevanda di cui si fa uso, qualunque sia il vaso che la contiene, sarà impura. Ogni oggetto su quale cadrà qualcosa del loro corpo morto sarà impuro. Il forno o il fornello sarà spezzato, sono impure e li considererete impuri. Però una fonte o una cisterna nella quale c'è dell'acqua sarà pura, ma chi toccherà i loro corpi morti sarà impuro. Se qualcosa dei loro corpi morti cade su qualche seme che deve essere seminato, questo sarà puro. Ma se è stata versata dell'acqua sul seme e vi cade sopra qualcosa dei loro corpi morti, lo considererà impuro. Se muore un animale di quelli che vi servono per nutrimento, colui che ne toccherà il corpo morto sarà impuro fino alla sera. Colui che mangerà di quel corpo morto si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera. Allo stesso modo colui che porterà quel corpo morto si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera. Ogni cosa che striscia sulla terra è abominevole. Non se ne mangerà. Di tutti gli animali che brulicano sulla terra non ne mangerete. Nessuno di quelli che strisciano sul ventre o camminano con 4 piedi o con molti piedi, perché sono abominevoli. Non vi rendete abominevoli a causa di uno di questi animali che strisciano, e non vi rendete impuri per causa loro. E non lasciatevi contaminare da loro, poiché io sono il Signore, il vostro Dio.
Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo. Non contaminate le vostre persone per mezzo di uno qualsiasi di questi animali che strisciano sulla terra, poiché io sono il Signore che vi ho fatti salire dal paese d'Egitto, per essere il vostro Dio. Siate dunque santi, perché io sono santo. Questa è la legge riguardante i quadrupedi, gli uccelli, ogni essere vivente che si muove nelle acque e ogni essere che striscia sulla terra, perché sappiate discernere ciò che è impuro da ciò che è puro, l'animale che si può mangiare da quello che non si deve mangiare. Leggiamo ancora Salmo 110. Salmo 110. Il Signore ha detto a mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Il Signore estenderà da Sion lo scettro del tuo potere, domina in mezzo ai tuoi nemici. Il tuo popolo si offre volenteroso quando raduni il tuo esercito. Parata di santità, dal seno dell'alba la tua gioventù viene a te come rugiada. Il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Il Signore alla tua destra schiaccia dei re nel giorno della sua ira. Giudica i popoli, ammucchia i cadaveri, stritola la testa ai nemici in un vasto territorio. Si disseta al torrente lungo il cammino e perciò terrà alta la testa. Ebrei capitolo 4 ancora. Allora, Ebrei capitolo 4. Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di essere escluso. Poiché a noi come a loro è stata annunciata una buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo, come Dio ha detto. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. Infatti, in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così: Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere. E di nuovo nel medesimo passo: non entreranno nel mio riposo. Poiché risulta che alcuni devono entrarci, e quelli ai quali la buona notizia fu prima annunciata non vi entreranno a motivo della loro disobbedienza. Dio stabilisce di nuovo un giorno, oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non parlerebbe ancora di un altro giorno. Rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle proprie opere,
come Dio si riposò dalle sue. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Gloria a Gesù. I figli di Aarone hanno offerto un'offerta di incenso al Signore con fuoco strano. Il risultato è stato quello che abbiamo letto, la morte di tutte e due. Interessante è che non si vede qua Dio parlare con Aarone, ma dopo che il fuoco del Signore ha consumato i figli di Aarone, Mosè aveva detto a Aarone, a Eleazar e Itamar che loro non potevano fare cordoglio, piangere, non potevano. Che interessante questo. Quando Dio ci chiama, veramente ci priviamo di alcune cose. Siamo privi di essere come tutti sono. Sono privi. La chiamata di Dio nella nostra vita anche ci priva di essere, di agire, di pensare e di fare come tutti fanno, sono. Mi ricordo che una volta io piangevo e dicevo: io voglio essere normale, Signore. Io voglio essere normale. Ma io non potevo essere normale. No. Perché la mia chiamata non mi permetteva essere, come dicevo lì, normale. Normale volevo dire come tutti i giovani, come le persone del mondo. Interessante è che il Signore tramite Mosè ha detto, Mosè capitolo 10 versetto 16, Mosè disse a Aarone, a Eleazar e a Itamar, suoi figli: non andate a capo scoperto e non vi stracciate le vesti, affinché non moriate. E il Signore non si adiri contro tutta la comunità, ma i vostri fratelli, tutta quanta la casa di Israele, facciano pure cordoglio per quelli che il Signore ha bruciati. Ossia, né il padre né i fratelli non potevano fare. Il resto sì, Dio permetteva che il resto facesse, ma loro non, perché non vi allontanate dall'ingresso della tenda di convegno, altrimenti morirete, perché l'olio dell'unzione del Signore è su di voi. Adarashebia furiga subia. Sa perché tu non puoi fare quello che tu vuoi fare? Sa perché tu non puoi essere come tutti sono, come dicevo io quando ero un ragazzo, essere normale come altri?
perché c'è un olio sopra la tua testa. E l'unzione definisce il nostro comportamento. L'unzione di Dio sulla nostra vita definisce il nostro comportamento. E la Bibbia dice che essi fecero come Mosè aveva detto. Ma la cosa molto bella che viene e che consola mio cuore è nel versetto 8, perché è così nella mia vita. Il Signore parlò a Aarone. Basta. Fino lì Dio aveva parlato solo a Mosè. Ma Dio è consolo anche. Dio è fuoco che brucia, ma Dio è consolazione. A volte il ministero, la chiamata di Dio nella tua vita, tu senti quello peso di responsabilità, ma allo stesso momento tu senti la voce di Dio, direttamente da Dio, che ti consola. Che Dio ci benedica. Vi auguro una buona giornata. Esta sera alle 8:30 abbiamo il programma della famiglia, l'altare di Dio. Venite sull'altare di Dio, tutte le famiglie, e oggi noi studieremo la lezione di numero 6. Il risveglio spirituale nel ministero di Pietro. Noi studieremo oggi come è stato il risveglio spirituale nel ministero di Pietro, nella vita spirituale di Pietro. Amen? Vi aspetterò stasera alle 8:30 con il programma della famiglia, l'altare di Dio. Lascia tuo like, like, condividi. Se tu non sei ancora iscritto, ti iscrivi e in nome di Gesù Dio ti benedirà tutta la settimana, ti aiuterà e vi aspetterò stasera alle 8:30, ok? Non dimenticate di pregare per i nostri fratelli giovani che parteciperanno della scuola Il Vivaio. Amen? La prima classe del Vivaio sarà questo sabato il 25 e vorrei chiedervi preghiera perché il Signore possa essere presente, che Dio possa spingere questi ragazzi, che loro possano capire che non c'è come scappare dall'unzione. L'unzione di Dio, una volta che è su di noi non possiamo fare come gli altri, perché se no moriremo. Ecco, la parola è dura, ma è questa. Chi non vive ciò che Dio vuole per sé, morirà. È meglio vivere con Dio. Che Dio vi benedica. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi, oggi per sempre. Amen. Ciao a tutti, buona giornata con Gesù. A stasera. Questo nuovo giorno ti ringrazio, mio Re, per le cose belle che sempre fai per me. Grazie per il sole ed il cielo grande blu e per gli uccellini che cantano lassù. Grazie per la vita e il respiro che mi dai e per la tua presenza che mai mi lascerà, per la tua pazienza e la tua bontà, la tua misericordia e benignità, per la morte di tuo figlio
si donò perché grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare nonostante i peccati miei. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare nonostante i peccati miei. Grande è la tua grazia per me. Gloria a Dio. Grazie Signore, che quest'anno noi possiamo